Sicuramente ci saranno dei provvedimenti, ma la valutazione viene data al Consiglio nazionale. Doveva essere il giorno della verità e così è stato. Come aveva preannunciato ai nostri microfoni il segretario nazionale della Lega, Gianantonio D'Arè, ieri sera il direttivo veneto del Carroccio, allargato a parlamentari, consiglieri ed assessori regionali, ha affrontato il tema della crisi nel comune di Rovigo dopo che 22 consiglieri su 32, di cui 6 leghisti, si erano dimessi facendo di fatto cadere il sindaco del Carroccio, Bergamin. Il provvedimento adottato nei confronti dei 6, il più forte, ovvero l'espulsione dal partito. Rovigo tornerà dunque alle urne e il vescovo Pierantonio Pavanello in una lettera si è rivolto proprio ai futuri candidati sindaci, invitandoli a mettere da parte le ambizioni e i protagonismi personali e di gruppo per cercare insieme il bene della città attraverso un coinvolgimento veramente popolare. Il capoluogo polesano, a 3 mesi esatti dalle amministrative di fine maggio, diventa uno degli obiettivi da conquistare per la Lega, decisa, come discusso dal direttivo di Padova, a mettere un suo candidato sindaco in tutti i comuni sopra i 15.000 abitanti, presentandosi ovunque con il proprio simbolo e confermando poi l'alleanza con gli altri partiti del centrodestra. Intanto il Carroccio guarda anche all'organizzazione interna con il rinnovo delle segreterie. A metà marzo verranno nominati i commissari in vista del congresso fondativo del partito. A suscitare maggiore curiosità il nome di chi prenderà la guida del regionale. Gianantonio D'Arè, il cui mandato scade quest'anno, si è detto disponibile nel caso gli venga chiesto di continuare il lavoro iniziato, ma di rimettere tutto nelle mani del leader Matteo Salvini. E tra i nomi dei possibili commissari spuntano quelli di 2 giovani esponenti del Carroccio ad indicare la volontà dei vertici di rinnovamento. Il capogruppo in Consiglio regionale Nicola Finco e il sindaco di Treviso Mario Conte, che stando ad alcuni rumors sarebbe il favorito. Intanto proprio nel capoluogo della Marca, dal 21 al 24 marzo, andrà in scena la festa leghista, inizialmente annunciata lo scorso ottobre e poi annullata per motivi organizzativi.